KI, sono le 18:56. Che dire, lavoro spettacolare da parte di tutto lo staff del KI, veramente un plauso perché hanno rivoltato la pista con un calzino, veramente bella, veramente tecnica e a mia sensazione anche molto più larga rispetto a quello che era prima. Cioè veramente più punti di sorpasso anche per i doppiaggi, perché effettivamente non trovandoci sempre a girare con gente comunque esperiente, ma ci si trova magari un gruppo di amici che va a divertirsi, però rispetto a prima un bel passo avanti anche a livello di punti dove poter passare i doppiati, cioè molto più larghi, sono dei bei punti dove appunto si può scegliere più traiettorie per poter effettuare dei sorpassi, il che in una pista che diciamo che è abbastanza stretta e di per sé non favorisce molto i duelli, è una bella cosa. Sono riusciti veramente in un ottimo lavoro. Ovviamente è ancora prematuro dare giudizi per quanto riguarda l'asfalto, perché in alcuni tratti è nuovo e infatti si sentiva, come vedrete nel video, scivolava un pelettino perché come mi piace dire, c'è l'asfalto che sta sudando praticamente, tutto quanto sta asciugando il bitume, ecco, per cui sta sudando tutto il bitume e lo rende molto molto viscido. E poi ci sarebbe magari da poter passare un pochino di resina, perché in alcuni tratti dell'indoor, specialmente in un punto di raccordo dove prima c'era la famosa quadra a destra, sinistra, 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 perché dopo dava sul tornantino, lì è stata modificata la pista, c'è proprio un gancio, proprio un tornantino a 180 gradi strettissimo, e lì tenderebbe un pochino a scivolare, per cui magari tipo un po' di resina o comunque dare uno strato di superficie per dare più grip ci può stare. Comunque come voto al restyling do un bel 9, perché veramente è fatto veramente bene la pista, il layout è molto molto bello, molto tecnico. C'è una parte che a me personalmente ricorda molto l'infield di Daytona, quello che viene usato per la 24 ore, cioè è veramente un bel tracciato, cioè fatto veramente bene, molto bello, tecnico e anche veloce, perché ci sono dei punti che sembrano lenti ma veramente ci si arriva abbastanza rapidamente, per cui sono anche dei possibili appunto punti di sorpasso, come per esempio adesso la vecchia curva della Troia, scusate la parola ma si chiamava così perché ovviamente vi è la presenza di donne che praticano il sesso a pagamento, mi viene da dire così, è un eufemismo, che adesso è diventato un tornantone che ricorda molto come forma la vecchia curva del bar, cioè quella da raccordare, da fare la rotonda, molto rotonda. Ecco, la stessa forma è stata presa per fare il nuovo tornante della Troia. Dopodiché ci si lancia sul curvone del bar, quella è una novità molto molto interessante perché è molto molto bello, tecnico, veloce da affrontare in pieno. E un altro punto in cui bisogna fare un pelo di attenzione perché è strettissimo è l'imbocco della parte indoor, cioè dopo il rettilineo della curva del bar c'è una staccatona con una frenata a sinistra e subito un tornantino a destra che è molto molto abbastanza rognosetto, tra virgolette, mi viene a definirlo così, perché è molto stretto, è abbastanza sconnesso e può creare dei problemi in gara, cioè ci si può trovare magari quello mezzo girato così e dopo là è un casino perché ovviamente è una parte stretta. Per fortuna ho chiesto informazioni un attimino, ovviamente verrà rifatta anche la parte sopra perché adesso ora come ora non combaciano per niente il tracciato nuovo, il layout nuovo inferiore con quello dell'indoor, per cui verrà modificato anche quello per poter fare, lancio subito, faccio una piccola marchetta così al volo, il 14 di maggio ci sarà la prima gara endurance sul tracciato nuovo di 4 ore il 14 di maggio, per cui
credo che verrà realizzato entro quella data lì la versione nuova della parte indoor. Che dire, appunto ho dato un bel 9 al restyling. Gli manca quel punto per arrivare al 10 perché non è stata riasfaltata completamente tutta la pista, e secondo me, dato già che c'erano, si poteva riasfaltare, dato che c'eri, dare una bella mano di asfalto, tutto quanto, veniva fuori uno spettacolo. Ora sì che sarebbe stata da 10, perché si nota chiaramente che ci sono delle parti in cui c'è l'asfalto vecchio, qualche parte di asfalto vecchio c'è ancora, per cui forse, almeno quello che ho visto io, dopo magari guardando meglio mi accorgo che cazzo sto dicendo. Comunque, come ho detto, voto 9 su 10. Commentate, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale per continuare a seguirmi. Prossimamente vorrei tentare di fare una piccola comparativa tra due applicazioni GPS che fanno da cronometro, e dopo ci saranno tanti altri eventi, come appunto il cui clou sarà quello del 23 di aprile, il secondo round del Play Kart Veneto in quel di Chioggia. Un saluto da Bommaggi e buona continuazione. Ciao!